volto del presidente nazionale Corrado Perona la commozione di tutta la grande famiglia alpina. Bolzano è qui la festa. Entra nel vivo la Dunata Nazionale delle Penne Nere ed è alle penne diventate mozze, ai commilitoni e agli amici andati avanti, che è dedicata la toccante cerimonia in memoria dei caduti. Un'invasione da 500.000. Secondo le stime dell'organizzazione, in questo weekend sono 500.000 gli iscritti, i familiari e i simpatizzanti che gremiscono il capoluogo alto atesino. Il Veneto farà la parte del leone, avendo un peso associativo decisamente molto importante, e poi gioca a favore anche la vicinanza. Appuntamento per i grandi ma anche per i piccini, come accade all'inaugurazione della Cittadella degli Alpini, fortino in cui il dovere della memoria si incontra con la piacevolezza del gioco, tutti sull'attenti però all'arrivo della bandiera di guerra. I vessilli come simboli dell'appartenenza a un corpo e del riferimento agli stessi ideali. Sventolano nel vento come coloro che ci hanno preceduti, che sono andati via. La bandiera unisce coloro che sono andati avanti. Prove tecniche di marcia in vista del grande sfilamento di domani. Credetemi, questa sarà una donata che verrà ricordata proprio per il clima che si è creato nel vivere l'Alto Adige.